Con la firma dell'accordo di programma di oggi per la SIN di Tor Viscosa si sblocca un iter iniziato nel 2002 e un blocco che è fermo dal 2016. Sì, devo dire un passo importante. Io ringrazio di questo la Direzione Ambiente, l'assessore Scocimarro, il direttore centrale canali, perché abbiamo fatto un passaggio importante per far tornare Tor Viscosa attrattivo dal punto di vista degli investimenti e ovviamente andare verso una bonifica finalmente che di fatto era stata bloccata. Adesso andiamo in quella direzione e quindi sono convinto che Tor Viscosa possa tornare ad essere un sito di interesse produttivo e oltretutto compatibile con l'ambiente. Questo penso era il nostro obiettivo e su questo continueremo a lavorare. Assessore Scocimarro, dopo la Ferriera di Servola, oggi la firma di questo importante accordo di programma. Sì, come ho detto, un gol pesante, il termine calcistico, perché appunto porta verso un successo dell'economia del Friuli Venezia Giulia e del Friuli in particolare, in questo caso di Tor Viscosa. Dopo 20 anni di impasse finalmente abbiamo chiuso un accordo di programma, vuol dire che i soldi arrivano nel territorio per le bonifiche, 48 milioni e 600 mila che verranno utilizzati per bonificare la zona e poi le aziende potranno insediarsi. Come detto, sarà veramente attrattivo perché a questo punto avremo messo le condizioni per le aziende internazionali e ovviamente nazionali di insediarsi in questo polo industriale molto importante per l'economia non solo della nostra regione.